Tempi strettissimi, scadenze inderogabili perché la sicurezza degli atleti viene prima di ogni cosa. Sullo Sliding Center di Cortina, probabilmente l'unica opera pubblica prevista nel master plan dei Giochi Olimpici Invernali 2026, la deadline è fissata a marzo 2025 per la preomologazione della pista e considerate almeno 20 giorni di tempo per il raffreddamento del budello. I lavori dovranno concludersi tra un anno esatto. CIO e Fondazione Milano Cortina 2026 questa mattina a Venezia hanno illustrato gli esiti positivi della 3 giorni di sopralluoghi tecnici in Veneto. Tuttavia i termini sono stati inequivocabili. Le nostre preoccupazioni sulla realizzazione dello sliding center entro i tempi richiesti e sulla fattibilità sono note e sono state ribadite. Allo stesso tempo si è preso atto della nostra richiesta di mettere a punto un piano B. C'era, come sapete, anche un piano B italiano che aveva, se noi ritenevamo comunque possibile potenzialmente, ma nel momento in cui si è deciso di procedere con la pista di Cortina, visti i tempi che comunque erano necessari per sistemare la pista di Cesana, riteniamo che a questo punto un piano B eventuale non possa che inevitabilmente seguire le istruzioni del CIO di una pista esistente e operante e di conseguenza deve essere per forza all'estero. Su marzo 2025 perciò nessun compromesso, lo hanno stabilito le federazioni internazionali e sulle loro richieste impossibile transigere. La pista da bob è stata una cosa complicata e qui imploriamo che le cose vengano rispettate giorno dopo giorno, non a livello di mesi, perché i tempi sono serratissimi. Se la pista non potrà essere utilizzata per i Giochi 2026, la fiducia del CIO viene riposta sulla legacy, sull'eredità dell'impianto che avrà un futuro assicurato. Questa sede avrà un futuro e ci sarà un piano dettagliato che verrà presentato per la legacy. Questo è molto importante. Al piano sta lavorando la Regione Veneto e la sua versione finale sarà pronta a stretto giro. È una pista iconica, è una pista che si potrà candidare a molti eventi, penso alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2028, a campionati della Coppa del Mondo, a mondiali. È una pista che comunque sarà oggetto di visita da parte di tutti gli atleti del mondo, è una pista che noi vogliamo vedere nella legacy e quindi nell'eredità, diciamo in quello che sarà il suo futuro, anche in un utilizzo non solo invernale ma anche estivo. La 3 giorni del CIO nello scenario bucolico del Veneto segna un passo importante verso il traguardo olimpico. Chiosa Giovanni Malagò: non ci saranno altri master plan, monitoreremo il lavoro di Simico, noi siamo spettatori interessati. Certo che anche per lo sliding center il miracolo potrà essere servito. Dovessi scommettere, sì. Sono sempre stato un sostenitore che noi avevamo e abbiamo un piano B, però penso di sì.